Grazie mille, benvenuti a tutti. Ringrazio in particolare tutte quante le autorità e soprattutto i colleghi che ci hanno avuto raggiungere anche da molto lontano. Io ritorno a Venezia, ritorno in questo istituto che ha 200 anni di storia, a cui sono particolarmente affezionato. Per questo convegno è stato pensato in favore soprattutto di coloro che sono inondati da una comunicazione che fa parte della nostra vita, diventa sempre più invasiva, una comunicazione rapida, molte volte incisiva, a volte fuorviante. È in corso il rinnovamento del codice di ontologia medica per quanto riguarda ovviamente la nostra comunicazione specialistica, che però si mescola per quanto riguarda quelli che sono i destinatori finali, i cittadini, i nostri pazienti, a quelle che molte volte sono i messaggi pubblicitari. Poi sono le deviazioni proprie, a volte purtroppo anche all'interno della nostra categoria. E per questo che abbiamo cercato di fare un collegamento con l'ordine dei giornalisti. Mio padre era uno di loro e io sono cresciuto tra la carta stampata e le macchine fotografiche. Non so se avrebbe approvato quella che è la situazione attuale. Sicuramente esisteva una etica, una deontologia anche per quanto riguarda la comunicazione sulla carta stampata e poi anche loro hanno degli enormi problemi. Quindi per primo ringrazio il Presidente dello giornalista del Veneto, Luciano Gargano, di aver voluto venire qui e tutti quanti i colleghi, oltre ai medici ma anche i giornalisti che sono qui presenti.